Bene, ed ora siamo pronti per la seconda puntata di questa nuova serie. Se non avete ancora visto la prima, vi consiglio di vederla, se no non capirete niente. Faccio un piccolo recap. Abbiamo visto l'aquila di Vaia, adesso andremo a vedere il grifone di Vaia. Buona visione! Grazie. Adesso sta facendo la cacca. Grazie. Bene. Ottimo, direi. Ok, andiamo a vedere il grifone. E perché il grifone? Come ho detto, sempre per l'asse geostorico, geopolitico, c'è stata ovviamente la guerra in Italia, tutti lo sappiamo, e quindi i veneti e i trentini sono stati chiamati per andare in battaglia, e quindi quest'unione di veneti e trentini, quindi il Veneto, diciamo, l'animale simbolico del Veneto è il leone e l'animale simbolico del Trentino è l'aquila. Da lì cosa potrebbe nascere? Un bel grifone, e quindi è stato deciso dal genio di Martalar o scusami se non riesco a pronunciare bene il tuo nome, non me lo ricordo bene, da Marco, ecco, questo grifone in onore anche dei caduti, ecco. Quindi adesso avremo un bel po' di strada e stiamo viaggiando così a occhio, perché in questo punto ovviamente non prende il GPS. E niente, dai, dato che ho poca batteria della GoPro non farò tante altre clip, ci vediamo direttamente ai piedi o quasi di questa struttura, di questa scultura, se si può chiamare così. One eternity later. Guardalo! È impazzito! È impazzito! Lo sa con roba! Io no, grazie. Io perché Dio su è morto. Che fallito! Tappa del grifone fatta e adesso si va a mangiare. Siamo un pelo in ritardo con la tabella di marcia, però adesso finiamo questa passeggiatina di ritorno e andiamo verso Enego, che ci aspetta un bel paninazzo. Bisogna. Comunque ci stava anche il grifone, molto bello, il paesaggio una figata pazzesca come al solito, siamo belli alti e quindi abbiamo tutta la vista. C'era anche il posto per
fare i selfie, che in pratica è la copertina di questo video. Se mi vedrete ballonzolare è perché la strada, il terreno non è ottimo. Ci rivediamo in sella. Bene ragazzuoli, adesso stiamo andando a mangiare finalmente, sono quasi le 2, cioè abbiamo una fame orba veramente. E dove andremo a mangiare? Andremo a mangiare a Enego, alla birreria, non mi ricordo come cacchio si chiama, però vabbè, dopo casomai vi faccio vedere dove mangeremo. Prima probabilmente faremo una tappa, intanto vediamo Enego, faremo una tappa dal benzinaio perché veramente i nostri serbatoi sono stanchi. Sono stanco, capo. E chiedono di essere un attimo rifocillati, come lo faremo anche noi tra poco. C'è Crio che poverino ha ormai la riserva della riserva, cazzo. Comunque andiamo a fare il passo del Valgadena o Valgadena, comunque vabbè, avete capito. Se Crio ce la fa con la sua moto, più che altro. Abbiamo fatto alto basso tutto il tempo. Siamo anche arrivati a Gallio e quindi ovviamente se siamo a Gallio ci sarà un gallo, andiamo a vederlo. Bene ragazzuoli, avete visto tutti gli animali mitologici e non del buon Marco Malazar o Malzar, non mi resterà mai in mente. E io sono veramente contento di aver fatto questo itinerario. È stato un po' difficile in alcuni tratti, è stato un po' difficile raggiungere alcuni punti, dato che dobbiamo andare comunque belli alti per andare a vedere queste opere, e c'erano delle strade un po' dissestate e anche sporche, però per una volta dai, ci sta. Bestemmia un pochettino, però dopo comunque la bellezza che vedete dovrebbe ripagare il prezzo della fatica, quindi io sono contento. Da quel che ho capito anche i componenti del gruppo motociclistico di quest'oggi sono contenti di aver visto tutte queste belle opere, anche perché è una cosa che non si vede da tutte le parti. Quindi io vi rinnovo la curiosità di andare a vedere anche voi queste fighissime opere fatte tutte in legno da questo genio, e io vi ringrazio di essere arrivati a fine video fino a qua. Commentate che voi avete visto queste mitiche sculture in legno, oppure se dovete ancora andarle a vedere e quindi dovete farlo per forza. Da Bet97 è tutto, lasciate un bel like a questo video in modo da capire se vi è piaciuto oppure no, e noi ci rivediamo come al solito il venerdì dalle 18 alle 18:30 con un nuovo video. Un bacione. PS, per chi vuole può contattarmi anche su Instagram e magari viene a fare il prossimo giro della prossima puntata della serie Vaia. La prossima volta andremo a vedere il drago, quindi preparatevi perché verrà fuori un bel videino, tanta roba. Ciao.